Va ora in onda Liberamente, variazioni e scorribande con Giovanni Sallusti. Eccomi qua. Sono venuto a vedere lo strano effetto che fa la mia faccia nei vostri occhi e quanta gente ci sta. Buonasera a tutti, bentornati a Liberamente, variazioni e scorribande qui su Radio Libertà. Allora stasera registriamo la definitiva metamorfosi di Maurizio Landini, segretario generale della CGIL, in Landini Maurizio, capo degli antagonisti italiani. Eh sì, perché sapete che tutto quest'ultimo mese probabilmente Landini ha agitato la parola d'ordine della rivolta sociale, ha esplicitamente invitato alla rivolta sociale contro un governo, poi come vedremo anche oggi, esplicitamente definito fascista. L'ha fatto nei salotti mediatico-intellettuali amici, e sono molti per Landini, l'ha fatto da Marco da Milano, l'ha ribadito in tanti talk coi conduttori sempre che assentivano, se non applaudivano, diciamo, interiormente a questa bestialità della rivolta sociale. E poi cosa succede? Poi c'è chi prende in parola queste parole d'ordine, scusate l'equivoco linguistico, ma questo è successo. Al di là della volontà dell'autore delle parole, non lo so, però insomma, quello che in teoria è il capo del sindacato italiano non dovrebbe parlare come il capo degli antagonisti italiani, perché sicuramente la parola d'ordine della rivolta sociale è stata presa alla lettera da questi galantuomini, centri sociali, gruppi vari dell'antagonismo, che a Torino hanno aggredito le forze dell'ordine, hanno tentato di forzare il blocco, fare irruzione nella stazione sia di Porta Nuova che di Porta Susa, con il solito campionario di violenze di vario tipo, hanno bruciato le foto della premier Giorgia Meloni, del vice premier Matteo Salvini, del ministro della difesa Guido Crosetto e della D di Leonardo Roberto Cingolani, perché così poi andava bene metterci anche il povero Cingolani, ma al di là del povero Cingolani, hanno bruciato le effigi di queste 4 persone, perché prima che avversari o nemici ideologici per costoro sono persone, al grido di al rogo, cioè il format è che il nemico ideologico va messo al rogo per gli antagonisti sociali che applicano la rivolta sociale chiesta da Landini a più riprese. C'è stata una presa di posizione immediata delle forze dell'ordine e anche del sindacato autonomo di polizia, un sindacato appunto che, come dire, sta in strada e nella realtà e ha a che fare con gli squilibri della realtà, non sta nei salotti a evocare la rivolta sociale. Domenico Pianesi, segretario generale del sindacato di polizia COISP, ha detto che insomma ci sono atteggiamenti che non solo mettono a rischio la sicurezza degli agenti, ma compromettono anche la tranquillità della città e la sicurezza dei cittadini. È indispensabile che la politica in modo trasversale condanni con fermezza questi comportamenti criminali. Non ci devono essere ambiguità né atteggiamenti giustificazionisti. Ma oggi, nel grande giorno dello sciopero generale, mentre le notizie girano in tempo reale, gli antagonisti mettevano a soqquadro Torino bruciando le effigi di Meloni, Salvini, eccetera. Che linguaggio ha usato Landini oggi nella sua veste? Avrà parlato da segretario della CGIL? Bah, fate voi, facciamo solo delle citazioni scelte. Anzitutto ha iniziato evocando lo spettro autoritario, ovviamente, che è la premessa di tutti i discorsi di costoro. Non è un caso che i regimi autoritari come primo atto hanno sempre messo in discussione il diritto di sciopero, non è come dire, contraddicendo con la sua presenza fisica in quel momento il fatto che fosse in discussione il diritto di sciopero in Italia. E qui l'evocazione: se il fascismo e il nazismo sono stati sconfitti è stato grazie al mondo del lavoro. Cioè proprio l'analogia esplicita col fascismo e col nazismo addirittura. Cioè nessun capo storico della CGIL, ma pensiamo solo a Luciano Lama, no? Quando faceva le grandi legittime adunate sindacali, diceva che al governo c'erano i nazisti e che il sindacato doveva combattere i nazisti. Cioè un linguaggio estraneo alla tradizione sindacale, anche del sindacalismo di sinistra italiano, un linguaggio antagonista, cioè ci sono loro e i nazi fascisti di fronte.
Tant'è che a seguito ha detto: "Siamo stati accusati di non fare i sindacalisti, che facciamo politica, e io lo dico in modo esplicito e chiaro: sì, è assolutamente vero, noi tutti insieme facciamo politica, ma noi pensiamo alla politica che è una cosa seria, che mette al centro i bisogni essenziali delle persone", qui veramente parla come un leader di partito, "lo diciamo perché per noi un altro paese è possibile costruirlo". Lui vuole costruire un altro paese rispetto a quello governato dai nazifascisti e fa politica per questo. Ci ha detto tutto lui, seppur in un italiano un po' traballante, con un po' di anacoluti, ma questo ci sta dicendo. E tant'è che rincara ulteriormente: "Mi sono permesso di usare una parola che ad alcuni esponenti del governo non è piaciuta. Ci hanno detto fondamentalisti. Noi, giusto per smentire questa noi siamo in piazza perché vogliamo rivoltare questo paese come un guanto. Vogliamo rivoltare questo paese come un guanto. Nessun leader storico della CGIL, odio ripetermi, ma è Landini che si ripete, ha mai usato un'espressione del genere, neanche nei momenti di maggior tensioni sociali, ce ne sono stati nel secondo dopoguerra, ma noi vogliamo rivoltare questo paese come un guanto". È un linguaggio antagonista, è un linguaggio da capo dei centri sociali, dei gruppi eversori di sinistra, non è un linguaggio da capo del principale sindacato italiano. Tant'è che mentre lui diceva che il paese va rivoltato come un guanto, a Torino c'era chi provava a mettere in pratica questa cosa contro le forze dell'ordine, contro i lavoratori in carne e ossa, contro le stazioni, contro il diritto alla mobilità, alla circolazione delle persone, parole d'ordine sfasciste, antagoniste. Costoro oggi hanno trovato il loro capo, si chiama Maurizio Landini. Grazie a tutti, a domani.